Profezie della serva di Dio Teresa Neumann. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di una mistica tedesca, Teresa Neumann, la quale visse tra il 1898 ed il 1962. Questa mistica per tutta la vita fu soggetta a dei fenomeni straordinari, bilocazioni, ebbe le sacre stimmate. Inoltre parlava e scriveva in lingue che non aveva mai studiato, come il greco, il latino e l'aramaico. Per ben 36 anni Teresa si nutrì di sola Eucaristia. Per tutta la vita ebbe le apparizioni di Gesù e di Maria, che le rivelarono cose molto importanti riguardanti il futuro dell'umanità. Ecco cosa scrive la serva di Dio Teresa Neumann. Una grande piaga si aprirà nel 1999 e sanguinerà per 18 anni. Sarà questo il tempo di Caino. Ho visto rovesciare sulla terra ceste piene di serpenti che strisciavano sulle città e sulle campagne, distruggendo tutto. E quando l'opera di distruzione è stata compiuta, ho visto scendere sulla terra degli angeli sotto forma di uomini. Il mondo intero sarà affidato a bestie orrende. L'ignoranza, il disprezzo per la cultura, la violenza, il lassismo, il materialismo saranno i piedi dello scranno sul quale siederà il serpente dei serpenti. Vedrete allora l'asino dettare legge al leone, vedrete gli allievi insultare i loro insegnanti, vedrete la cultura bruciare sulla pubblica piazza in nome di una sottocultura. Troppi leoni avranno il cuore dell'asino e si lasceranno trarre in inganno. Ho visto il mondo affidato a bestie orrende, con la testa d'asino e il corpo di serpente. Ho visto l'orrenda strage degli uomini di pietà e degli uomini di intelletto. Quando poi l'epidemia avrà contaminato ogni casolare, si renderà necessaria una purificazione generale. L'acqua dovrà lavare ogni granello di sabbia che copre la terra. Ho visto San Bernardo e tanti altri spiriti eletti ritornare sulla terra per istruire le genti. E le genti finalmente sapranno fare tesoro dell'insegnamento e l'armonia del tutto si fonderà nella verità e nell'amore. Ho visto scendere dal cielo un'enorme quantità di foglie secche e su ogni foglia c'era una scintilla di fuoco. Un uomo che mi stava vicino gridò a gran voce: «Scostatevi, perché piove la pestilenza stellare». Molti cercarono di fuggire, ma vennero ugualmente raggiunti dalle foglie secche, e quando una di queste si posava sulla pelle, si formava una macchia nera, e dalla macchia nera usciva uno zampillo di sangue. Ho visto fiumi enormi rompere gli argini, trascinando cose, uomini e cavalli. Ho visto la terra aprirsi come una vecchia ferita e da questa sgorgare del sangue marcio. Mi sembrava che la terra
fosse diventata un tappeto sospeso nell'aria. Tutto tremava e sobbalzava, rendendo difficile mantenersi in equilibrio. Poi ho visto aprirsi una voragine, ho visto aprirsi la terra, afferrare case e uomini e poi rinchiudersi. Ho visto la terra schiumeggiare come il mare. Ho visto contadini scavare alcune buche per piantare alberi, ma da queste buche usciva un liquido nerastro, schiumoso. E quando la pianta veniva messa nella terra, si copriva a sua volta di schiuma e la schiuma avanzava come un mare in tempesta, coprendo montagne e pianure. Ho visto sulla strada molta gente che respirava a fatica, mentre nel cielo si stagliavano addensandosi nube gialle. Ho visto uomini salire sugli alberi per cercare un po' d'aria. Ho visto uomini tagliarsi la gola nella disperazione e nella speranza di succhiare un po' d'aria. Ho visto un cimitero nel quale venivano sepolti i sogni dell'uomo e ogni sogno aveva una lapide e su ogni lapide c'era un epitaffio. Su una pietra era scritto: qui giace il sogno dell'uomo di correre più veloce del vento. Altrove ho visto scritto: qui giace il sogno dell'uomo di prolungare all'infinito la sua vita. C'era poi la grande tomba che racchiudeva il grande sogno e l'epitaffio diceva: qui giace l'uomo che si credeva un dio. Ho visto un cielo pieno di stelle. Sembrava un enorme accampamento con i fuochi accesi in attesa dell'alba e della battaglia. A un certo punto ho visto una stella brillare di una luce eccezionale tra il rosso e il viola, e la stella iniziò a muoversi e dietro a lei si accordarono tante altre stelle, tanto da formare una chioma. Seguite la stella, mi disse una voce. Quando la purificazione sarà completata, riprenderà la vita, ma l'uomo nuovo indosserà un abito nuovo, l'abito dell'umiltà e della fede.